Giovedì pomeriggio di lavori presso la sede dell'Udinese Calcio, lavori per quello che concerne il nuovo Stadio Friuli, perché come vedete alle mie spalle continua davvero alacremente quella che è la costruzione della curva nord, continuano a essere montate anche le file basse, quelle che rappresentavano anche, se vogliamo, un piccolo dubbio per i tifosi che spesso ci chiedevano come mai non fossero state ancora montate. Eccole qui, le vediamo, stanno continuando ad avanzare, abbiamo una bella fila di gradoni adesso ancora senza seggiolini che verranno montati in un secondo momento, ma continuano anche tutti i lavori che riguardano l'impianto di illuminazione e la copertura, il tetto nel dettaglio che sta venendo rifinito in tutti quelli che sono i suoi aspetti, un lavoro che prosegue ma che va avanti anche per quello che riguarda ciò che abbiamo di fronte a noi, vale a dire la curva sud, perché si iniziano a vedere adesso, si iniziano a costruire anche quelle che sono le prime situazioni anche dal punto di vista del settore alla destra della tribuna dell'Arco dei Rizzi, un lavoro che ovviamente proseguirà anche durante tutta l'estate per vedere costruita anche quella che è l'ultima parte, l'ultima porzione che è stata smantellata del vecchio impianto dell'Udinese Calcio. Udinese che logicamente non guarda solo a quello che è l'aspetto del nuovo Friuli, che sarà protagonista della prossima stagione e sarà protagonista anche dell'ultima gara stagionale, una gara, quella contro il Sassuolo, per cui i ragazzi quest'oggi hanno lavorato sui manti adiacenti del centro sportivo Dino Bruseschi, una seduta molto improntata sulla tattica, tant'è che siamo venuti a far capolino anche nei lavori dello stadio proprio per lasciare lavorare la squadra in vista di quelle che sono le tematiche più calde per affrontare la formazione di Eusebio Di Francesco, una sfida in cui l'Udinese vuole assolutamente tornare a fare bene di fronte al pubblico amico, considerando proprio che è l'ultima gara casalinga, considerando anche che dopo la trasferta di Roma ci sono sicuramente state sensazioni positive, perché è arrivato sì una sconfitta, ma è arrivata dopo una prestazione molto orgogliosa, magari con un pizzico di cinismo in meno di quello che poteva portare l'Udinese a trovare un risultato positivo. Ecco perché comunque la squadra sta lavorando con intensità, lo farà anche nella seduta di domani, prima poi della rifinitura del sabato e dell'ultima partita che darà, se vogliamo, l'abbiamo già dato un addio al vecchio Friuli in passato. Questo è un addio ancora più significativo, perché ovviamente dalla prossima stagione ci sarà un impianto decisamente riammodernato con la curva nord qui alle mie spalle, che diventerà di nuovo protagonista della parte più calda del tifo friulano. A dire la curva sud, perché si iniziano a vedere adesso, si iniziano a costruire anche quelle che sono le prime situazioni anche dal punto di vista del settore alla destra della tribuna dell'Arco dei Rizzi, un lavoro che ovviamente proseguirà anche durante tutta l'estate per vedere costruita anche quella che è l'ultima parte, l'ultima porzione che è stata smantellata del vecchio impianto dell'Udinese Calcio. Udinese che le tematiche più calde per affrontare la formazione di Eusebio Di Francesco, una sfida in cui l'Udinese vuole assolutamente tornare a fare bene di fronte al pubblico amico, considerando proprio che è l'ultima gara casalinga, considerando anche che dopo la trasferta di Roma ci sono sicuramente state sensazioni positive, perché è arrivato sì una sconfitta, ma è arrivata dopo una prestazione molto orgogliosa. Logicamente non guarda solo a quello che è l'aspetto del nuovo Friuli, che sarà protagonista della prossima stagione e sarà protagonista anche dell'ultima gara stagionale, una gara, quella contro il Sassuolo, per cui i ragazzi quest'oggi hanno lavorato sui manti adiacenti del centro sportivo Dino Bruseschi, una seduta molto improntata sulla tattica, tant'è che siamo venuti a far capolino anche nei lavori dello stadio proprio per lasciare lavorare la squadra in vista di quelle che sono. Giovedì pomeriggio di lavori presso la sede dell'Udinese Calcio, lavori per quello che concerne il nuovo Stadio Friuli, perché come vedete alle mie spalle continua davvero alacremente quella che è la costruzione della curva nord, continuano a essere montate anche le file basse, quelle che rappresentavano anche, se vogliamo, un piccolo dubbio per i tifosi che spesso ci chiedevano come mai non fossero state ancora montate. Eccole qui, le vediamo, stanno continuando ad avanzare, abbiamo una bella fila di gradoni adesso ancora senza seggiolini che verranno montati in un secondo momento, ma continuano anche tutti i lavori che riguardano l'impianto di illuminazione e la copertura, il tetto nel dettaglio che sta venendo rifinito in tutti quelli che sono i suoi aspetti, un lavoro che prosegue ma che va avanti anche per quello che riguarda ciò che abbiamo di fronte a noi.